Ogni volta che parlo di te, tu fai parte o non parte di me. Ogni volta che piango per te, tu fai parte o non parte di noi. E mille nuovi amori cercherò per non amarti più, ma mai nessuno al mondo sarai tu. E stanotte la passi con lui, ma ogni cosa ti parla di noi. Ogni frase, ogni gesto che fai è già stato vissuto da noi. Chiudo gli occhi e pensi che le sue mani, la sua pelle, no, non sono me. Ma ogni volta che parli di me, faccio parte o non parte di te. Ogni volta che piangi per me, faccio parte o non parte di noi. A tutti i nostri amici tu dirai di non amarmi più, ma solo io saprò chi pensi tu. Insieme! Voglio te, voglio te, voglio te, perché tu fai parte di me. Voglio te, voglio te, voglio te, fino all'ultimo sguardo, all'ultimo istante, all'ultimo giorno che avrò. Buonasera! Ciao! Buon giovedì amici! Puntata particolare, vi spiego anche perché. Doveva tenermi compagnia tutta la puntata Sara Iacolino, solo che vi garantisco che la strada oramai da Torino arrivare a Luserna San Giovanni è un massacro. Cantieri, c'è un semaforo a Bricherasio che se va bene stai 40 minuti lì fermo, e quindi è arrivato in questo momento il manager, è arrivata Sara, senza prove, senza niente, entrete nel secondo tempo ragazzi. Ciao Agostino Foggio, ciao Sara, benvenuti. Ciao amici a casa, 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti a me. Tra un po' nel secondo tempo saluti a Sara che ci farà volare con le sue mani su quel pianoforte. Aveva una scaletta fantastica, la accorceremo tanto, però ne ho improvvisata una così all'ultimo momento ed è fatta soprattutto dalle vostre idee che mi avete mandato in settimana. Quindi Enrico in regia, buon lavoro. Giocheremo nel primo tempo questa sera, quindi prontissimi. Sarà un primo tempo leggermente diverso dal solito, un po' più improvvisato, ma Casa Pieretti dal vivo è bella anche per questo. No? Mi date ragione? Spero proprio di sì. E se mi date ragione scrivete, fatevi sentire amici a casa, fatevi sentire. Enrico, mi fai leggere la prossima, anzi la prima richiesta di questa sera?
musica. Ne avremo ben 3. Ciao, siete fantastici. Vorrei dedicare a voi e a mio marito l'anno che verrà. Monica da Dusino San Michele. Ma dov'è Dusino San Michele? Dov'è? La cantiamo insieme? La sappiamo, no? Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Ciao Lucio! Da quando sei partito c'è una grande novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane, e quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Insieme! Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio, come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, e questa è la novità. E noi la novità ce l'abbiamo in casa Peretti, è il giochino nuovo che è tra un po'. Aprirò le telefonate, quindi pronti, non è più nel secondo tempo per oggi, ma è nel primo, subito dopo questa telefonata, scusami, questa richiesta. Vai Enrico, vediamo un po', prossima canzone, sono le 20:12, siamo in diretta, 348 80 40 254, mi raccomando amici coi messaggi, questa sera tanti. Ciao Enrico e tutta casa Peretti, volevo fare gli auguri a mio papà Emanuele che compie 50 anni, volevo chiedere se potete cantare Portami a ballare di Luca Barbarossa, da Vittorio da Rosso Pachino. Allora, innanzitutto, come abbiamo detto ieri, tanti auguri al nostro amico Emanuele di Rosso Pachino, persona straordinaria. E che brano che avete scelto, che brano,
una vera poesia che ha vinto Sanremo nel 1992. Era l'anno, ve lo ricordate, il disturbatore seriale. Un certo Mario Appignani che era salito sul palco illudendo la sicurezza, è arrivata lì, il festival è truccato, lo vince Fausto Leali, Pippo Baudo tutto pericolato, tutto disturbato, ha detto no, non è vero. Bellissimo, bellissimo. Comunque, torniamo al brano, torniamo alla richiesta. Tanti auguri. Portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi. Perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, di come ti pettinavi, se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma, dai, questa sera fuggiamo via, e tanto che non stiamo insieme non è certo colpa tua, ma Dio ti sento sempre accanto anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro anche adesso che sono un uomo, e vorrei saperti più felice. Io vorrei dirti molte più cose, ma sai mamma, sai, questa vita mi fa tremare e sono sempre i sentimenti primi a dover pagare. Ciao mamma, ciao, domani vado via, ma se ti senti troppo sola allora ti porto via. Che capolavoro di Luca Barbarossa, dedicato a tutte le mamme. E vorrei saperti più felice, e vorrei dirti molte cose, più cose. Portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. E adesso giochiamo insieme, ma visto che è arrivata ne approfitto. Sara, vieni qua vicino a me. Sara Iacolino, che sarà protagonista musicalmente nel secondo tempo. Benvenuta. Buonasera. È stato un'odissea venire a Luserna oggi. È stato difficilissimo. Poveretta, è qua tutta preoccupata. È stato difficilissimo. Adesso ti spiego però cosa devi fare qui, in questo momento. Mi fai in questo primo tempo la valletta. Mettiti qua.
Mettiti qua perché io faccio entrare le buste protagoniste del nostro giochino, ok? E tu avrai il dovere, come penitenza, non sto scherzando, se loro indovinano la risposta, di passarmi la busta. Quindi togli la pinzetta e me la passi. Sei d'accordo, Sara? Cioè, dopo 4 ore di macchina, la prima cosa che vieni a fare è la valletta, va bene? Sara, è d'accordo? Sono d'accordo. Se Sara è d'accordo, siamo d'accordo tutti. Vi spiego velocemente come funziona il nostro gioco. Vai Enrico, mettimi la grafica in onda. E questa qui, potete vincere un panettone, la panetteria torinese di Luserna, un panettone artigianale da 1 chilo, lo zainetto di Retesetto, un buono Rabezzana. Ragazzi, è così semplice, basta telefonare al 378 4080 506, indovinare, anzi provare a rispondere a una domanda che è semplice, e se indovinate la risposta, bene, avete la possibilità di scegliere una di queste 6 buste. Su 3 buste ci sono dei premi, le altre 3 il premio non c'è. Nel frattempo anche Blasone è arrivato a tenermi compagnia, sono arrivati tutti, è arrivato Poggio, è arrivata Sara, è arrivato il gatto, quindi ragazzi siamo al completo. Questa sera potremo finire alle 11 di sera, vabbè, non esageriamo. Vediamo, abbiamo la prima, vediamo da quando dico via, 3, 2, 1, vai con le chiamate, alzo il volume delle chiamate e arriva subito la prima chiamata di questa sera. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Luigi da Pinerolo. Ciao Luigi da Pinerolo, ciao, benvenuto, benvenuto in Casa Peireti, benvenuto in diretta. Grazie. Su Rete 7. C'è anche Sara che ti saluta. Lo senti, Ciao Sara, lo senti ciao, ci salutiamo tutti. Non abbiamo ancora l'ospite non ha ancora cuffie, non ha niente, quindi non sa esattamente cosa sta succedendo. Tu guarda me e fidati. Allora, Luigi da Pinerolo, sei pronto per la tua domanda? Siamo pronti, siamo qua. Siete tutti pronti, tutti all'ascolto. Allora, Enrico e regia, vai con la domanda per Luigi e vediamo di cosa parliamo questa sera. Questa sera parliamo di nel 1972 con chi si sposa Viola Valentino? Amedeo Minghi, Riccardo Fogli, Vasco Rossi. Hai 5 secondi. 5, 4, 3, 2. Riccardo Fogli. Riccardo Fogli, risposta esatta, bravo, io senti la festa che fa in casa. Bravo Luigi. Grazie. Adesso arriva il momento della fortuna o non fortuna. 4. Numero 4, Enrico. Proprio numero così. 4. Hai fretta stasera Luigi stasera No. Luigi ha scelto la busta numero 4 e quindi vai. Ecco, benissimo, perfetto. Questa è la busta numero 4. Vediamo un po' se Sara porti fortuna al nostro amico Luigi. Vediamo subito se hai vinto qualcosa. Hai vinto il premio, il buono Rabezzana, il buono. Ragazzi, piano. Grazie, a casa. Enrico. Piano a casa. Sì. Ho sentito un urlo disperato. Buono Rabezzana. No, tutti contenti. Grazie, Enrico. Grazie a voi per aver giocato con noi. Vuoi fare qualche saluto? Sì, saluto tutta la mia famiglia, saluto te, saluto Salvatore, mamma, Anna Chiara, ti salutano tutti quanti, Elisabetta. Ciao ragazzi, Giulia. Complimenti per aver vinto il buono Rabezzana, bravi, un'osteria fantastica, Grazie. Si mangia benissimo, quindi grazie a voi. Grazie a voi, vi seguiamo sempre. Ciao Enrico, ciao a tutti. Ciao, tuo ospite. Ciao Enrico, ciao. Abbiamo ancora il tempo, la voglia, la capacità di andare a rispondere nuovamente al telefono. Vediamo un po', rispondo immediatamente. Pronto, chi sei e da dove? Buonasera Rete 7, ciao Enrico. Buonasera, chi sei e da dove? Sono Corrado da Savigliano. Corrado da Savigliano. Amico mio, sei pronto ad andare a leggere la tua domanda? Sì, va bene. Ok, allora la domanda per Corrado è questa. Vai regia, vediamo subito qual è. Il vero nome di Neck. Attenzione, Nello, Mario, Filippo. 5, 4. Filippo, Risposta esatta. Allora saltiamo qui. Faccio un passo indietro. Filippo, si chiama Filippo Neviani. Neck, bravi. C'è Agostino qua che mi sta dicendo le domande sono troppo facili, ma è un giochino tra amici. Allora, amico di Savigliano, la 1, la 2, la 3, la 5 o la 6? ma io sceglierei la 6. La 6, vai con la 6. Grazie Sara. Vediamo un po' cosa c'è nascosto all'interno della busta numero 6 per il mio amico di Savigliano. Oh, ragazzi, ma questa sera siete super fortunati perché è arrivato il panettone a Savigliano.
grande festa, panettone a Savigliano. Mi Sono raccomando, contento. vi chiedo solo una cortesia di mandare un messaggio sempre al 348 80 40 254, che non lo vedo in onda, non so come mai, comunque siamo in diretta, con il vostro numero di telefono, in modo che possiamo contattarvi per venire a ritirare il premio, il panettone da 1 chilo che va a finire a Savigliano. Grazie per aver giocato con noi, ciao! Ciao, grazie, ciao. Ciao a tutti, ciao! Hai notato? Tu non senti nelle tue orecchie perché non hai le cuffiette. Han vinto 2 premi, c'è stata un'ovazione, proprio un urlo disperato. Allora, l'ultima telefonata di quest'oggi, forse l'ultima, vediamo. Pronto, chi sei e da dove? Sono sempre Enrico da Culegna. Oh, Enrico da Collegno, questa sera per te è più difficile. A parte la domanda, però sono rimaste 4 buste. Di queste 4 buste 3 sono negative, altrimenti se riesci a vincere c'è rimasto lo zaino. Ci proviamo, Enrico? Andiamo a leggere la domanda? Andiamo a Pruma. Pruma, mi piace, in piemontese. Pruma, andiamo a leggere la domanda, vai. Life is Beautiful è la colonna sonora del film La vita bella. È stata scritta da Morricone, Piovani o Benigni? Vai Enrico! Morricone. No, mi dispiace Enrico, Piovani, il grande Piovani. Grazie per aver giocato con noi, ciao. Prego, figurte. Ciao, figurte, qua siamo. Oh, ciao ragazzi, siamo in piemontese, che il piemontese torni a essere in voga. Abbiamo ancora una telefonata, tempo esattamente per una telefonata che arriva all'istante. Pronto, chi sei e da dove chiami? Pronto? Pronto? Devi abbassare gentilmente il volume della TV a 0. Azzerare proprio. Azzerare, devi parlare con me. Ti voglio tutta per me. Chi sei e da dove? Milano. Da Milano. Legnano. Non ho capito. Sì. Non ho capito. Legnano. Ah, chiama da Legnano. Oh, ma come ti chiami però? Qual è il tuo nome? Tati. Sì. Tati da Legnano. Sei pronta, Tati da Legnano, andare a leggere la tua domanda? Sì, ok. Regia, la domanda per Tati da Legnano. La domanda per Tati è questa. Quanti anni ha Cristiano Malgioglio? 75, 78, 80? 80. 80? Allora, Senti la domanda. Sì. 80 è la risposta definitiva, la tua, l'accendiamo, sì? Sì. Risposta esatta! Brava la mia amica da Legnano. Non è ancora, aspetta, non festeggiate, non avete ancora vinto niente. La 1, la 2, la 3 o la 5? Vai! Cosa vuoi? 1, 2, 3, 4, 5. Dimmi, 3. Non litigate però! Non litigate, è un giochino! La 1. No. La 5, dai! Vai, forza! Stanno discutendo perché è una scelta importante questa, eh? Forza ragazzi, la 1, la 2, la 3 o la 5? La 3. La 3. Beh, se vincono lo zaino questa sera fanno l'unplane, quindi hanno lasciato lì le 3 buste. Amica mia, sei pronta a vedere cosa hai vinto? Sì. Oh, e questa sera c'è lo smile, c'è la faccina triste, non hai vinto niente, ma riprova a giocare da domani, grazie. Sì. Ciao. Niente questa sera, riprova domani. Niente. È stato bello lo stesso. Ciao, grazie. Saluta Enrico. Saluta Enrico. Ciao Enrico. Ah, sono io. Vi saluto da solo. Ciao Enrico, ciao. Baci, grazie mille. Finiamola qui col gioco questa sera, tornerà domani, ricordo che domani c'è anche la zia Marta, adesso però Sara dobbiamo fare la controprova, quindi passami anche le altre buste che andiamo a far vedere ai nostri amici a casa cosa c'era all'interno. All'interno della 5 c'era la faccina triste, all'interno della 2 c'era un'altra faccina triste e quindi se la matematica non è un'opinione, all'interno della 1 c'è lo zainetto. Quindi amici a casa, sono contento perché questo gioco mi scrivete in tanti, mi piace, non riusciamo mai a prendere la linea. Continuate, questo gioco andrà avanti fino alla pausa natalizia e quindi spero di riempire il Piemonte di panettoni, di zaini, di buoni, insomma si diverte insieme. Pubblicità e nel secondo tempo tocca a te.
fra 2 minuti e mezzo. Ti innamorerai, forse non di me. Stare ferma lì e succederà da sé, da sé. Della libertà degli amici tuoi te ne fregherai quando ti innamorerai, vedrai, sarà bello da guardare come un poster di James Dean, sarà dolce la paura sganciandosi i blue jeans, sarà grande come il mare, sarà forte come un dio, sarà il primo vero amore, quello che non sono io. Ti innamorerai di un bastardo che ti dirà bugie per portarti via da me. Chi ti difenderà dal buio della notte, da questa vita che non dà quel che promette. Ti innamorerai, lo so, certo non di me, in profondità che non sai di avere in te. Sarai sola contro tutti perché io non ci sarò quando piangi, lavi i piatti e la vita di cena. Un ritardo di 6 giorni che non sai se dirlo a lui. Avrai voglia di pensarmi, tu che adesso non mi vuoi. Ti innamorerai di me, ma non sarò io con te. Ti innamorerai quando sarà tardi ormai. Il cielo piangerà, gli mancherà una stella. Vai con la tua felicità, sei troppo bella. Bravissima. Grazie. Guarda, in questo brano ho cercato di farti dei primi piani eccetera, ma non facendo le prove ho fatto solo danni. A un certo punto ho inquadrato tutt'altro, mancava solo più che inquadrassi io e Agostino che eravamo lì. Brava. Vieni qua vicino a me che iniziamo ufficialmente la tua puntata. Ti preparo anche il microfono. Ragazzi, praticamente voi state assistendo alle prove di Casa Peiretti questa sera, perché non abbiamo provato nulla. Non so come ti senti, non so la tua voce, ma non importa, andiamo avanti. Anche perché, innanzitutto, benvenuta. Adesso puoi parlare tranquillamente al microfono. Grazie te lo attivo. Oh, ok. Come stai? Sei contenta di essere Tutto bene, qui? sono contenta di essere qui nonostante il traffico, di essere arrivata. Non era facile questa sera arrivare a Luserna San Giovanni. Siamo in diretta 348 80 40 254. Il prossimo brano è un brano molto importante per te. Voglio che mi racconti qualcosa di questo brano. Allora, il prossimo brano si chiama Tramonto, l'ho scritto io insieme a Simone Veludo
Allora, è un brano che parla d'amore, evidenziando un po' tutti i difetti che possono caratterizzare anche una relazione. Devono caratterizzare una relazione. Fosse tutto perfetto, non sarebbe non normale. esiste. L'amore è perfetto, ma neanche nei telefilm, cioè neanche nella finzione, Esatto. cioè neanche in Casa Vianello era un amore perfetto, capisci? Esatto. Quindi ci deve essere qualcosa, qualche spunto perché ricordiamolo sempre, amici a casa, che dopo che uno litiga fa pace. Esatto. E quindi, ragazzi, sei pronta? Il Prontissima. titolo della canzone? Tramonto. Tramonto. Basta guardare un tramonto per guardare te, perdersi dentro un cielo fra le nuvole, 2 chiacchiere con l'alba per riflettere, chiederle chi la scalda quando arriva notte, e siamo attimi che passano senza avvisarci, ma ci troviamo e ritroviamo l'una dentro gli altri, ci sistemiamo il cuore a pezzi come fosse carta spezzata da un paio di forbici in mano ad un altro. E se seguiremo un'altra strada per sfociare nella via dell'amore e trasformare i nostri abbracci in una casa perfetta per due, e non pensare che sia tutto così facile senza le parole, e ritrovarmi e ritrovarti un'altra volta tra le strade del cuore. Abbiamo perso 1000 ore a parlare del cane, gli occhi mi bruciano se penso ancora a quelle strade. La via di casa non l'ho mai imparata, ma a casa tua ci so arrivare pure da bendata. Ci guardavamo e ci univamo nelle nostre mani come catene che si incastrano senza staccarsi, 2 rami fragili ma centenari, vite diverse con destini uguali. E se seguiremo un'altra strada per sfociare nella via dell'amore e trasformare i nostri abbracci in una casa perfetta per due, e non pensare che sia tutto così facile senza le parole, e ritrovarti e ritrovarci un'altra volta tra le strade del cuore. Come una bussola seguivo la tua posizione, anche se non ho avuto mai una vera direzione. Passo giornate intere a parlare con le persone, ma ascolto i battiti nascosti dentro le parole. Grazie. Brava, bella. Ho ascoltato con attenzione il testo e devo dire quante verità e anche quanta positività, no? Su questo brano. Abbastanza. Prima o poi arriva, devo cambiare l'inquadratura stasera, ragazzi, senza prova devo improvvisare tutto. Anche il discorso costruiremo insieme una casa. Bello, bellissimo. Quanti anni hai, scusa, posso chiedertelo? 18. 18 anni, e quindi cosa vuoi fare da grande? Questo, la cantautrice. La cantautrice. Cantautrice, sì. No, la cantante, cantautrice, No, è più ha un valore più intimo, esatto. Sì. Ricordiamo che siamo in diretta 348 80 40 254 per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti. Domani sera qui con me la zia Marta. Ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi un altro brano pianoforte voce dal titolo Amore amaro. di chi è? Di Gigi Finizio. Gigi Finizio, Amore amaro, da non perdere. E quindi non cambiate canale, 2 minuti e mezzo e torniamo a cantare per voi. Le mani, tutto incomincia sempre con le mani, e ancora non le hai detto che la ami, anche se lei lo sa. E poi, se respirare solo, se c'è lei, diventi tutto quello che non sei, diventi come ti vorrebbe lei, ma non ti basta mai, oh mai.
per noi due non ci sarà domani. Riprenderò la vita mia di sempre, ma senza te io non avrei più niente, più niente, niente. Amore, 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 amore mio, amore che potrà fermare solo Dio, ma questo amore senza cielo volerà nelle tue mani. Oh, amore senza amore, amore che no, no, amore che non vincerà se tu non vuoi, amore grande chiuso dentro una bugia senza domani. Oh, domani. Bravissima. Bravissima per due motivi. Io ti ho già sentito suonare il pianoforte, ti ho già sentito cantare. Bravissima per due motivi, perché è molto difficile entrare in una trasmissione in diretta, assolutamente in diretta, e così, e cantare e suonare senza un minimo di prova. Infatti è stato abbastanza complicato, però Brava, ragazzi, fate un fa applauso parte- a casa fa parte perché anche se lo merita. dell'esperienza. No, fa parte della vita, purtroppo in ritardo, capita. Adesso però vieni di nuovo vicino a me, spostiamo un po' di microfoni, un po' di aste, perché tra un po' andremo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Ma adesso facciamo salire qui sul palco il tuo manager. Vieni Agostino, vieni qua vicino, vieni. Agostino, insomma, grazie innanzitutto perché il tuo impegno è massimo. Tu sei partito alle 5 da casa. Racconta il tour che hai fatto. Buonasera a tutti, sono partito alle 16:40 da Spigno Monferrato, il mio paese, sono passato a prendere Sara e sono venuto qua. Mannaggia sto semaforo a Bricherasio. No, anche altri, nell'Astigiano c'era un delirio totale. Ma è il bello di Casa Pirete questo, ciò che succede. Vuoi dare un appuntamento importante? Volevo fare i complimenti innanzitutto perché comunque sei un ottimo padrone di casa, un ottimo presentatore, un ottimo showman. Complimenti a Sara, che è stata bravissima. Infatti io ho tutte ragazze bravissime, perché quando capita un contrattempo la forbice si allarga quando va tutto bene. Quando capitano delle criticità, se uno è un professionista o lo può diventare, deve essere in grado di gestire. E lei ha dimostrato adesso veramente 10 lode, veramente pieni voti. Volevo ringraziare e salutare il comune di Spigno Monferrato, cioè il sindaco, il primo cittadino Walter Astengo, le scuole di Spigno Monferrato, le primarie e di Montechiano, e i miei allievi, perché io tengo un corso, oltre a insegnare a scuole, sono un collaboratore esterno, insegno canto, tengo un corso che si è svolto oggi pomeriggio, un po' dimezzato per essere qua. Grazie a tutti. E allora grazie Agostino Poggio per l'impegno che metti ormai da un po' di anni a rendere la mia trasmissione sempre più bella, con delle voci e delle ragazze fantastiche come questa sera Sara Iacolino. Iacolino, andiamo a leggerci un po' di messaggi? Ok, aspetta che ti attivo anche quel microfono lì. Regia, vai coi messaggi arrivati fin qui. La volontà di ascolto dei vostri seguaci e collaborazione offerto a spronarvi nell'impegno per sempre nuovi doni musicali di qualità. Saluti, Rotellini Carlo da Corio. Marzullo. Questo è Marzullo che scrive. Dai, leggi tu. Si passa un'ora di allegria con voi. Grazie. Grazie Dani, da Alessandria, Dani. Meravigliosi, buona serata, un abbraccio. Silvia da Motta Alciata. La Silvia c'è sempre, tutte le sere. Ma che bello. Ciao. Presepe di Giulia Elisa da Alba. Bello. Che bello. Brava Giulia, brava Lisa. Bello. E un saluto a tutta Alba. Ma non è un po' presto per il presepe? Non si fa l'8? Vabbè, ma uno lo può fare quando vuole. Leggi. Sì.
Ciao a tutta Casa Peiretti ed Enrico e lo staff che ci tiene in compagnia e in allegria dalle 20 alle 21 a cantare con voi dal vostro migliore amico Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea! Ciao. Anche il tuo migliore amico Andrea di Borgomanero. E diventa il migliore amico di siamo tutti. Siamo amici, grazie. Di tutti. Ciao. Ciao Enrico, ciao a tutti voi. Ieri Milli ha compiuto 7 anni. Ci puoi dedicare tanti auguri? Un abbraccio grande Stefano, Gabriele, Milli è un cagnolino. Si intravede là dietro nella fotografia. Magari regia riusciamo a far vedere meglio la fotografia. Che carino. È bellissima carino. Milli. Sì, quindi carino. Tanti auguri Milli, tanti auguri a Milli, tanti auguri a te. Milli, brava Saretta, fantastica, vai, sei grande, ti seguo sempre, zia Rosalba. Grazie zia. È arrivato il messaggio della zia che ti ha aspettato per 25 minuti. Arriva. Ciao Sara, ciao Enrico da Elena. Ciao Elena. Ciao Elena. Grazie Elena. E poi vai. Ciao Enrico, vorrei richiederti Margherita di Riccardo Cocciante. Un abbraccio a tutti, Giuseppe da Torino. Giuseppe da Torino, ci sei domani sera? Te la canto? Ci sei domani? Domani facci sapere se ci sei, te la canto volentieri, dai. Ogni volta una canzone che appartiene alla vita. Nello, grazie Nello, vero, gran brano del nostro Venditti. Ciao Peiretti, volevo dirti che seguiamo il tuo show da tanto tempo e ti amiamo. Sei uno dei migliori showman e performer di sempre. Vorremmo che tu non la smetta mai. Potresti salutare i miei amici Erminio, Thomas e Felice. Va bene. Ciao Felice, ciao Thomas, ciao Erminio. Grazie di questo messaggio. Grazie. Ciao. Un forte abbraccio a tutto lo staff. Siete fantastici, complimenti. Grazie chiunque tu sia. Grazie. Ciao grande Enrico, ma lo sai che io mi chiamo Cristina Iacolina e sono di Cavaller Maggiore. Chissà se io e Sara siamo parenti. Vorrei tanto essere fidanzata con te, con me. Mi puoi fare una canzone di Pino Daniele che Napoli come sta? Che Napoli come me. Buona serata. Vai, grazie di questo messaggio, grazie per la proposta di fidanzamento in diretta. Chissà. Mandami una foto e soprattutto un conto corrente, l'estratto male. Perché vuol dire tutto. No, sto scherzando. Ciao, grazie. Però va bene per Pino Daniele. Ciao Enrico, ciao Sara, bravi voi, wow Casa Peiretti, ciao da Roby75, hashtag metti sul 13, mi manca Blasone che zampetta per lo studio. È arrivato stasera, è arrivato, ma è che mi salta sul piano ultimamente, mentre canto sentirmi delle note fuori, poi ciao, sono Gugu, vorrei dedicare a Maurizio un corpo e un'anima, bella e non ci lasceremo mai, la mettiamo in programma, grazie Gugu e ciao Maurizio. Viva Casa Peiretti, possiamo richiederti per me importante del tiro mancino, grazie Enrico, Giovanni, Silvia ed Alessandria, che canzone. Molto volentieri se riusciamo a farla domani sera, altrimenti la prossima settimana. Ciao Enrico, vorrei la canzone di Renato, i migliori anni per me e mio marito Pino e Rosalba, un bacione a Saretta. E la mettiamo anche in programma, i migliori anni della nostra vita, è stata fatta di recente, l'altra settimana grazie. l'ha fatta Valentina, quindi datemi un paio di settimane e tornerà. Ciao Enrico, stasera tanta poesia come sempre bravissimo, benvenuta alla bravissima Sara, Massimo da Venaria, grazie mille. Grazie Massimo, grazie Venaria. Enrico, quando riesci? Felicità di Albano, saluti da Torino. Mi si serve una figura femminile, la sai al volo così Felicità? Felicità? Mangiare quella lì. Vabbè, carissimo Enrico, mi permetti di salutare tutte le persone che si sentono sole? Con l'invito a continuare a seguire Casa Peiretti, perché ci sono tanti amici che vi pensano, vi imparei. Adriano, certo, noi serviamo anche a questo, teniamo compagnia a tante persone che non vedono l'ora che arrivano le 20, mettono sul 13 e cantano insieme a noi. Questo è dall'inizio che ci succede e ogni sera sappiamo che succede ed è bellissimo. Ciao ragazzi, al solito posto, al poco costo Milena. Al solito posto, al poco costo. Ciao Milena, grazie. Ciao, Milena. Ciao, la nostra pubblicità di inizio trasmissione. Ciao Enrico, è da parecchio tempo che non ti scriviamo, ma solo poche puntate abbiamo perso. Un abbraccio grande a tutti voi. Paola, Agnese, Mauri, Armeno. Ciao Paola, ciao Agnese, ciao Mauri. Ciao a tutti. L'importante è che state in nostra compagnia. Ciao Saretta, sono Anna, collega di tua mamma Angela. Voglio farti complimenti, sei super. Vero? Grazie mille. Un pochettino più infatti in quadra. Stavo andando sopra. Ma perché siamo a specchio. Ciao Sara, bravissima. Zia Maria, Titti e Marco. Ciao, grazie. Ciao Titti, Marco, zia Maria. Io questo, allora, adesso sei bravissima. Busa da Giuseppe e Sofia. Sì.
Perché Busa? Beh, no, perché allora, il compagno di mamma e Sofia è la figlia del compagno, ok. e c'è... oddio, non mi ricordo esattamente. Io non posso- Eravamo in un momento di pazzia. Sì. I Busi erano praticamente una popolazione inventata. Ah. E parlavamo una lingua strana. Non ti dico in piemontese cosa vuol dire Busa. Oddio, ma va non bene lo lo so. stesso, andiamo avanti, altrimenti fidati che cambi soprannome. Oh cavolo. Non sai cos'è una busa? Una busa? Vabbè, No. non te lo dirò mai. Ciao, potete dire a mio marito che vi sta guardando che l'aspetto, lui sa dove. Buona serata, Maya, dai, forza marito, dai che è pronta la pasta al pomodoro. Dai Maya, dai, Ale, su. Sì, stupenda Saretta Yuki. Yuki è il mio gatto. Hai insegnato bene al gatto a scrivere i messaggi. Bravo Yuki! Grazie, Yuki. Ciao amici di Casa Preti, Enrico e Sara che ha una bella voce, d'Agostino Poggia. A tutti voi una buona serata. Enrico, tu sei e sarai sempre il mio migliore amico. Un altro Enrico da Collegno. Grazie, troppo buoni siete troppo gentili. Grazie di cuore. Un saluto grandissimo da Emma, Anita e Michele. Grazie ragazzi. Grazie Emma. Ciao Anita, ciao Michele. Blasone mitico, mitigissimo, idolo. Un caro saluto da Luigi e Pu da Cirie. Ciao Luigi. Ciao Pu. Ciao Cirie. Vedi? Vai. Enrico, a sto giro anche Fabio vuole venire a casa Peiretti e ritirare il panettone di Luca. Che dici, lo accetti? Un abbraccio a tutti i fan di Casa Peiretti. Anna, un beludo da Busca. Molto, ma molto volentieri. Venite tutti. Facciamo una reunion del Fans Club. Un saluto agli amici Langhetti e della Bassa, da Daniela e Luca della Terra di Confine. Ui, sembra una cosa di Harry Potter. La terra di confine di Harry Potter. Come sempre riesce a emozionarmi Saretta, mia bravissima. Ne approfitto per salutare la family. Un abbraccio dalla zia. Grazie zia. Ciao zia, ciao. Ciao a tutti. È il mestiere perfetto, quello della cantautrice. Si vede che soffre quando pigia i tasti e canta, ma è giovane, bella, ora pure speirettata, ha tutto davanti. Livia Grazie Cerca. mille, grazie davvero. E grazie anche ad Enrico di ospitarmi qua. No, ma sei stata fantastica. L'unico problema è che avevamo una bellissima scaletta, hai fatto 3 pezzi, però Non importa. ne abbiamo di più la prossima volta, ok? Signore e signori, grazie a Enrico in regia, grazie a Giuliano Falco, domani sera qui con me zia Marta, tornerà il giochino, torneranno tante cose belle, ma questa sera il mio e il vostro applauso vanno per Sara Iacolino. Brava Sara, grazie per essere stata con noi. Se volete rivedere questa puntata, canale 83 alle 21:30, questa notte sul 13 alle 4:15, e vi chiedo solo una cortesia, perché è fondamentale. Per coloro che guardano la replica, la puntata in diretta dalle 20 alle 21. Se alle 4:15 provate a telefonare per Vince il panettone, non vi risponde nessuno. Dormo quell'ora, dormo. Ciao ragazzi, è stata una meraviglia averti accanto, anche se per poco tempo. Ma È stato un piacere. ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao a tutti.